Buongiorno. Perché, come avete capito, spero, a me piacciono le cose improvvisate. Se lo metto qua troppo alto, sì. Allora, mi sistemo e vi dico perché siamo qui. Intanto mi tolgo anche il casco. Raddrizziamo un po' la videocamera. Ok. Oh, a Padova comunque 5, 6, 7 gradi, inizia a sentirsi. Allora, perché state guardando sto video? Perché sto facendo questo video? Ma perché soprattutto questo titolo che ho pensato di mettere un'altra volta? Perché secondo me deve nascere questo mio stile, no? Non comprate, come la prima recensione, no? Che poi qualche youtuber ho notato che ha preso spunto da questo bel titolo, ma ci sta, va bene, tutto deve essere fatto così. Comunque non comprate accessori e abbigliamento protettivo per la moto, giusto? Non compratela perché sono soldi buttati. Ciao Carlo. E quindi, se mi sentite ancora, sì, in questo canale sto creando, diciamo, un mio stile, no? Perché ovviamente il mio canale, il mio modo di fare, il mio modo per fare video, foto e soprattutto raccontare le cose. Io non sono... questo canale non vuole essere un canale come tanti youtuber sulle moto che vanno a fare milioni di recensioni. No, a me basta qualsiasi moto, perché quello che mi piace a me sono i paesaggi, il girare, cioè il viaggio in moto, la libertà in moto. Queste sono le sensazioni che voglio avere e la posso avere anche con una bicicletta, un po' meno, però anche con una Vespa, per dire, cioè dal primissimo video che ho fatto sulla moto, che spiegavo che mi piace andare con calma e guardare il paesaggio, questo è lo stile che voglio dare. E comunque, ritorniamo a noi. Ecco, diciamo che questo è un po' un video, la chiamo la Toscani, no? Perché grande fotografo Toscani che dice che noi veneti siamo tutti alcolizzati, e ha ragione, perché c'est bon, c'est bon. Dice sempre che la vera creatività non è quella che devi pensare, ci pensi, è quella improvvisata. E nel mio lavoro di fotografo più o meno è questo. Io preferisco arrivare con una coppia che devo fotografare in un posto mai visto, piuttosto di uno che conosco già, perché arrivo e iniziano a farmi mille pensieri, quel posto farei così, tutto nuovo, creativo. In questo modo è fatto anche questo video. Sono arrivato qua in moto pensando che devo fare diversi video, vi parlerò, avete visto questo morto qua dentro? È un pezzo di gamba? No, dopo vi parlerò anche di questo. E perché vi sto dicendo questa cosa qui? Arriviamo quindi al dunque. Allora, prima facciamo una pausa caffè. Sono qua dal mio amico Carlo che mi fa un caffè. Vuoi salutare? No. Ok, non vuole salutare. Quindi è tutto improvvisato. È mattina presto, quindi dobbiamo svegliarci. Caffettino e poi parliamo. Secondo te è importante l'attrezzatura, l'abbigliamento della moto protettivo? Sì. Non compratelo, ragazzi, non compratelo. Ma questo è il gimbal? Diciamo che tutto questo è solo perché ho voglia di parlarvi e usare questa DJ Pocket 2 che è ottima per vloggare e risistemiamo. Va bene, allora perché non comprare? Ma alla fine è il solito titolo del cavolo che vuol dire invece compratelo. Perché? La mia esperienza poi mi ha portato a questo. Nel 2007 avevo la mia Triumph Bonneville, ok? Dopo un mese che ce l'avevo in autostrada mi hanno tagliato la strada. Quindi io con la Bonneville sono caduto a terra e siamo scivolati verso il guardrail perché mi ha tagliato per un'uscita, ok? Era l'uscita Dolo-Mirano, io stavo andando tranquillo nella mia corsia, mi hanno tagliato la strada di colpo, gli sono andato addosso, sono caduto. E sono andato a sbattere con la schiena sul guardrail giallo, no? Quello divisorio, la moto che mi è venuta dietro, boom, e poi si è girata. E quindi non mi sono fatto niente, per fortuna mi sono alzato, le macchine si sono fermate, ho visto la Bonneville, ho detto no, ho iniziato a piangere, l'ho tirata su
E poi mi sono messo fermo là sul guardrail, si è fermata la gente, poi è arrivata l'ambulanza, la polizia e io piano piano sentivo il piede che si gonfiava, però stavo bene. La sfiga vuole che sono arrivati poi i carabinieri, tutta colpa ovviamente della macchina che mi ha tagliato la strada, risarcito di tutto, però l'ignoranza che avevo comprato un casco a scodella, ok? Perché era figo, no? Con quella moto, senza sapere che era illegale, non si poteva usare. Loro l'hanno notato subito, quindi me l'hanno anche sequestrata. Quindi la moto è stata ferma un bel po', ma intanto me l'hanno sistemata il concessionario. Sì, e ovviamente una multa. Ma da lì, ok, perché le botte ti vengono fuori dopo 1 o 2 giorni, ok. Comunque da lì cosa ho capito? Che è importante avere l'attrezzatura perché io non avevo niente quel periodo, avevo un'ignoranza motociclistica che avevo un casco idiota, una giacca normale, dei pantaloni normali e delle scarpette da tennis in autostrada. E forse i guanti avevo. Quindi cosa è venuto fuori? Che avevo la giacca che è un po' strappata, anche i pantaloni e anche un po' le scarpe. Ma io per fortuna non mi sono fatto niente, tranne un cavolo di osso mini del piede che l'uomo non usa, che è il sesamoide, che si è rotto e quindi mi si è gonfiato il piede. Quindi sono stato fermo con una scarpettina che non mi faceva appoggiare il piede davanti per un bel po'. Da lì la mia esperienza mi ha portato che dopo la moto, infatti, ho pensato subito a comprarmi cose protettive e bisogna comprarle, ragazzi. Cioè, non serve andare a spendere milioni di soldi, basta cose anche semplici ma che proteggano. Ed è una cosa che, ripeto, anche parlando con la Elena all'inizio, prima che lei dicesse andiamo a farci sti viaggio in Austria, andiamo a farci i giri, abituati con una Vespa, cioè si andava in giro pantaloncini corti, scarpette, anche in ciabatte, io mi ricordo con la Bonneville ad Alghero in Sardegna, che sono stato là a giocare un po' a rugby, me l'ero portato in Sardegna là e andavo in via con una magliettina bianca, dei pantaloncini e con le Crocs. Una cosa bruttissima da vedere, però vabbè dai, ero mona, sono mona e va bene così. Comunque anche a lei gli dicevo comprati le cose, cioè bisogna proteggersi, quindi prima di partire per il suo compleanno le ho comprato i pantaloni che avete visto dell'Alpinestar, dei guanti e una giacca, la giacca quella bianca e nera che avete visto nel video della giacca. E il casco, ok? Quindi eravamo a posto, mancavano solo delle scarpe che io ho voluto comprarmi, ok? Ci sarà poi anche una recensione su queste scarpe semplici ma protettive e antiacqua. Però lei non ha voluto spendere dei soldi per comprarsi delle scarpe, quindi è andato via tutta in Austria così con i Dr. Martin. Ci sta perché sono degli stivali abbastanza rigidi, alti, che ti proteggono, però non sono scarpe da moto e non sono neanche impermeabili. Però lo vedevo in lei questa cosa, non sto parlando male di lei, amore, non sto parlando male di te, sto dicendo che chi non ha avuto certe esperienze o dice sì, devo farlo per protezione perché mi fido, perché è giusto, o perché ha avuto questa esperienza come me e quindi vi consiglia sì, compratevi dal casco alle scarpe protezioni, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa, anche cadere da fermo, rovinando anche un attimo la moto, ma sbattendovi voi magari col gomito, se non avete la protezione aiuta. Ok? Un video veloce per svegliarmi la mattina, darvi la carica, solo per spiegarvi questa cosa qui. Servono le protezioni, dalle scarpe al casco, ai guanti, non lo ripeto più, non compratevi qualcosa, sarà il nuovo motto, i nuovi titoli per ogni mia recensione, quindi sapete già che potete skippare ad altri video, visto che sapete già che non va bene. Sta per entrare qualcuno in negozio, mi rovinano sempre tutto. Ciao. Ecco, fototessera veloce alla bambina del mio vicino di negozio. Quindi, sì, per me è importantissimo, è molto importante, ok? Qualsiasi tipo di marca, cioè, basta che si abbiano delle protezioni, perché è molto importante, ragazzi, è molto importante. Ok, basta, vado a portare il morto qua a fianco e ci vediamo al prossimo video. Grazie come sempre e se vi fa piacere mettetemi, non mi seguitemi, lasciate stare, non mi seguite, non mi mettete mi piace perché i contenuti sono fatti male, parlo male, bevo cattiva birra, non è un canale serio, ok? Va bene così. Ciao.